Picciotti, ragazzi, che vi sto preparando un sabato sera di lusso. Allora, già ho tutto il piano perfetto. Ditemi se non è una serata favolosa! Ditemi se non è una serata favolosa! Non mi interessa niente, a me basta che beviamo e va bene. No, perché devo tornare una pezza. Questa è una vita di merda. Io devo tornare una pezza che non mi devo riconoscere più. Sì, Sara, venga a prendere te, poi andiamo a prendere Serena e poi andiamo a prendere Fabrizio. No, non sono agitata, Sara, soltanto che ogni sabato sera la macchina la devo prendere solo io. E io non l'ho capito perché io devo prendere sempre la macchina, devo mettere la benzina, devo cercare parcheggio solo io. No, scusatemi se ogni tanto mi arrabbio. No, scusatemi veramente tanto, scusatemi. Ma raga, no, stasera c'è una serata troppo figa. Dobbiamo andare davanti al Palazzo della Regione, che c'è un sit-in contro la violenza sui castori. Ragazzi, i castori sono importanti per il nostro ecosistema. E tra l'altro c'è pure un gruppo musicale che fa musica d'autore. Raga, solo sui castori! Troppo figo! Raga, fate quello che volete, l'importante è che stasera c'è figa. Cioè stasera io voglio la figa, va bene? Io stasera voglio essere immerso nella figa. Stasera la mia unica bussola deve essere la figa, va bene? Figa! No, raghi, non è possibile. Io questa sera non ci sono, perché sono con il mio amorino che facciamo 5 mesi, 3 ore e 2 minuti e dobbiamo festeggiare. Infatti stasera facciamo cenetta a casa mia, divano e film. Sì, film e divano! Ma che cazzo mi chiami? Che lunedì ho esame? Come faccio a uscire? Ho esame! Raga, lo so, è troppo tardi per dirvelo adesso, però minchia, ho avuto un imprevisto e non posso uscire più. No, niente, allora mi sto a casa pure io. No, allora se non ci sono Ciccio e Matteo io non vengo. No, aspetta, se non escono gli altri io chi vado a prendere a casa? Cioè il sabato sera esco solo per andare a prendere gli altri a casa. Oh, io lo sapevo che alla fine mi facevate tutti il bidone, io lo sapevo! Ma vaffanculo, va!